Questo è un incontro che è inserito nell'ambito degli eventi del Festival Costituzione, che si tiene qui a San Daniele anche nella serata di oggi e per tutta la giornata di domani, che è un evento curato dall'Associazione per la Costituzione di San Daniele. Durante questo incontro appunto si parlerà della rappresentanza sindacale che è un tema che negli ultimi anni è stato un po' messo in discussione, prima con l'abolizione per referendum dell'articolo 19 dello Statuto dei lavoratori e poi recentemente con l'adozione di un testo unico firmato nel gennaio di quest'anno. In più c'è stata una mancata attuazione di parte dell'articolo 39 della Costituzione, relativo sempre alla rappresentanza sindacale, e inoltre la congiuntura economica un po' difficile, insomma, rende una discussione sul mondo del lavoro e sulle sue trasformazioni sempre più importante da affrontare. E come affrontare appunto questo tema in continua evoluzione è ciò di cui discuteremo qui oggi con i nostri ospiti che adesso presenterò e che invito a salire sul palco. Allora, abbiamo 3 ospiti importanti, abbiamo l'ex ministro parlamentare nonché docente di diritto del lavoro all'Università Cattolica di Milano, Tiziano Treu. Buongiorno. Grazie. E poi abbiamo il segretario generale della CGIL Friuli Venezia Giulia, Franco Belci. Buongiorno anche a lei. Buongiorno. E modera l'avvocato Flaviano Dettina. Grazie anche a lei. Buongiorno. Presentati gli ospiti, allora non mi resta che lasciare la parola a loro, li ringraziamo per la loro disponibilità, ringraziamo anche i soci della Banca di Credito Cooperativo del Friuli Centrale che hanno reso possibile la realizzazione di questo evento e come sponsor tecnico ringraziamo l'Interna Group e la dottoressa Terna Del Stabile. Quindi grazie dell'attenzione e buon ascolto. Bene, possiamo iniziare. Ma a dire il vero io inviterei il ragazzo che ci ha preceduti, visto che è molto bravo nella sua materia, quindi sarebbe in grado di coordinare forse molto meglio del sottoscritto il dibattito. Comunque complimenti. Grazie. Il professore Treu è già stato presentato e anche il dottor Franco Belci, che è segretario generale del CGIL. L'argomento di oggi è sicuramente un argomento d'attualità, quindi interessante e credo anche di particolare rilevanza. Teniamo solo presente che gli iscritti alle organizzazioni sindacali dei lavoratori sono 12 milioni, un numero imponente, quindi una realtà sociale rilevante, importantissima. Dobbiamo poi anche considerare che oltre alle organizzazioni dei lavoratori abbiamo le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e anche queste che si articolano in modo capillare come le organizzazioni dei lavoratori su tutto il territorio nazionale. Dobbiamo altresì considerare il ruolo che anche il legislatore assegna a queste forze, le organizzazioni sindacali nel loro insieme. Pensiamo solo alla gestione delle crisi industriali e occupazionali, cassa integrazione, straordinaria, ordinaria, in deroga, contratti di solidarietà, licenziamenti collettivi, mobilità, ma non solo quella che è la gestione della crisi, intervengono anche nella gestione dell'ordinario, se così possiamo dirlo. Pensiamo ai trasferimenti di azienda, pensiamo ai premi di produttività e via di seguito. Oltre a questo poi abbiamo il rilevante intervento del 2011 per quanto concerne i contratti di prossimità. Ebbene, un ruolo, ripeto, sicuramente rilevante, sicuramente importante e nonostante questo le organizzazioni sindacali sono disciplinate e strutturate, direi come quasi
una qualsiasi associazione delle nostre piccole realtà locali, paesane. E questo perché? Perché in qualche modo, perché l'articolo 39 della Costituzione ancora oggi non è stato attuato. E qui mi rivolgo innanzitutto al professor Treu. Questa mancata attuazione costituisce ancora oggi un'opportunità o è forse arrivato il momento di dare appunto attuazione al dettato della norma costituzionale? Grazie, buongiorno. Ma sono questi qui? Sì, sì, bene. Non come coni del gelato. Non come coni del gelato, ma come No, certo. Grazie, intanto mi complimento perché in questo confuso momento in cui i media impazzano, avere un tema così da discutere mi sembra molto lodevole. E in realtà, prima di rispondere alla domanda, credo che dovremmo riflettere anche più in generale sul tema che è considerato in altre sessioni di questo vostro evento, cioè che sono in discussione non solo le forme della rappresentanza sindacale, ma in generale le forme di rappresentanza sociale e di rappresentanza politica. C'è una ventata non solo populista che vediamo contro la politica, contro anche le istituzioni, ma anche in ambienti, diciamo, democratici c'è una sfiducia o una preoccupazione, qualcuno preoccupazione, qualcuno sfiducia nell'utilità di questi, come si dice, dei corpi intermedi. Se volete poi riprendiamo il discorso, ma il sindacato ha dei motivi specifici di difficoltà e anche, se volete, di merito. Però ecco, teniamo a mente che il tema andrebbe affrontato insieme, perché fino a molti periodi il sindacato si rapportava con le istituzioni e in generale con la società attraverso forme abbastanza anche istituzionalizzate, no? La concertazione sociale era un modo con cui il sindacato dialogava con il governo, con le istituzioni per portare avanti riforme con maggiore o minore successo, ma insomma per anni. Adesso questo punto è messo in discussione, io penso che bisogna in realtà ripensarlo, ma è importante, ed è un segnale appunto che c'è questa sfiducia in un rapporto tra la società organizzata e le forme della politica. Ecco, questo è il problema di fondo. Nel caso specifico del sindacato, è vero che il sindacato italiano ha ancora molti iscritti, è uno di quei sindacati in Italia, in Europa, che tiene di più dal punto di vista del numero, e che non guasta, anche perché il numero vuol dire soldi, e lo ha fatto sempre senza attuare le indicazioni costituzionali. Cioè, io che studio da molto tempo questo, anche ho scritto i manuali, insomma, noi presentiamo sempre il caso italiano come un caso abbastanza unico in Europa di grande organizzazione che ha fatto cose importanti anche di valore pubblico, ma che non ha regole giuridiche legali. È sempre stato così, perché anche lo Statuto dei lavoratori non è che regola il sindacato, dice il sindacato si regola come vuole e poi noi gli riconosciamo certi diritti in azienda, eccetera, eccetera. Quindi tutto sommato uno potrebbe dire: ma perché dobbiamo andare all'articolo 39, tanto che siamo stati così bene fino adesso? Premesso che siamo stati così bene fino a qualche anno fa, e negli ultimi tempi invece i problemi sono cresciuti. Io adesso non voglio farlo lungo e finisco la risposta alla domanda, ma poi dobbiamo approfondire dicendo che l'articolo 39 è una norma che è nata in un altro millennio, anzi aveva forti reminiscenze corporative, come sta scritto dappertutto, e quindi è subito stata messa da parte. In realtà per anni e anni si è detto che era una norma insomma, che non era utilizzabile. Anche adesso qualcuno lo dice, come adesso si è detto nella domanda, ma
così com'è non è utilizzabile. Dico solo una cosa: se uno la legge dice che i sindacati debbono essere riconosciuti dallo Stato, no? Possono se vogliono fare certe cose, e già questo uno dice ma perché? Ma soprattutto dice che devono agire, fanno i contratti collettivi con certe modalità, ma rappresentate in proporzione dei loro iscritti, cioè una concezione del sindacato rigorosamente come organizzazione degli iscritti, che è una tesi importante. Per esempio la CISL l'ha sempre sostenuta, ma non è l'unica tesi, tanto è vero che per tutti questi anni c'è stata invece una visione diversa, la CGIL ma anche altri, che hanno detto no, il sindacato non è solo degli iscritti, gli iscritti sono, se volete, protagonisti importanti, ma in realtà è un'organizzazione dei lavoratori e quindi deve essere aperta alla rappresentanza dei lavoratori. Quindi, per concludere la mia risposta, l'articolo 39 così com'è è inutilizzabile. Questo non significa che non si possa fare qualche altra cosa per rendere più solida la configurazione e l'azione del sindacato, ma questa è la seconda domanda, rispondo. Prima di parlare a mia volta dell'articolo 39 vorrei fare una considerazione sulle giornate della Costituzione a San Daniele, no? Perché ci troviamo in una situazione molto curiosa. Si parla tanto di riforma della Costituzione, ma non si parla di Costituzione. Io trovo veramente un paradosso anche nel dibattito pubblico che ci sia un dibattito nel quale chi propone la riforma in realtà conosce con la Costituzione, quindi forse dovremmo capovolgere un po' l'ordine dei fattori e ripartire da una conoscenza, uno studio della Costituzione che consenta poi ai cittadini di valutare, come dire, a cosa portano e cosa comportano le proposte di riforma, perché io nei dibattiti a cui partecipo noto sempre di più questa caratteristica. Ecco, detto questo, io sono d'accordo con il professor Treu che l'articolo 39 oggi è sostanzialmente inutilizzabile perché è figlio di un'altra epoca. Questo è evidente anche nel momento in cui presuppone che ci sia sempre e comunque un sindacato unitario e quindi, come dire, rispetto alle dinamiche che sono venute a dispiegarsi negli anni, tutti si sono trovati in difficoltà, tant'è vero che tutti i tentativi di legiferare anche sulla rappresentanza sono finiti senza applicazione, anche per le opinioni diverse che c'erano tra di noi, ma sostanzialmente tra di noi, tra i sindacati, ma anche per un'incapacità della politica di collegare l'articolo 39 con la legislazione ordinaria. Sono anche d'accordo che il discorso si debba allargare sulla rappresentanza, perché sarebbe molto interessante parlare anche dei partiti, della forma partito, di cosa sono oggi i partiti, ma insomma del tema. Io una piccola soddisfazione me la voglio levare, però quando Nando Pagnoncelli diceva che a suo tempo i partiti un paio di anni fa avevano il 4% di consenso, noi eravamo il 27%, che non è una cosa straordinaria, ma insomma è sempre 4 volte il 4% dei partiti, di più. Ecco, io credo che ci sia bisogno di una legislazione sulla rappresentanza. Noi l'abbiamo sostenuto da tempo, abbiamo fatto un grande sforzo assieme a CISL e UIL e a Confindustria con l'accordo sulla rappresentanza e rappresentatività del 10 di gennaio, che la mia valutazione che è un gran bell'accordo, sposta molto in avanti il terreno del confronto, sposta molto in avanti anche il terreno della sintesi, rende fisiologica la dialettica sindacale, quindi non avremo più contratti separati in caso di fratture tra le centrali sindacali, saranno i lavoratori a decidere. Secondo me questo è un terreno che potrebbe essere assunto come pratica legislativa. Non so se ce la faremo. Io credo che questo accordo sia stato molto sottovalutato, è diventato più un oggetto di scontro che di analisi, soprattutto all'interno della CGIL, con giudizi radicalmente diversi tra la CGIL e la FIOM CGIL,
non voglio dire la CGIL della FIOM, perché la FIOM è ancora, come dire, figlia nostra, e quindi io credo che andrebbe molto analizzato molto più attentamente, forse lasciando un po' decantare le polemiche che ci sono, perché mi pare un contributo importante che il sindacato ha dato, come ha fatto in molte altre stagioni. La riforma delle pensioni si è fatta mentre il Parlamento era un po', come dire, ingessato, perché il sindacato ha deciso che non era possibile che i lavoratori del pubblico andassero in pensione con trattamenti privilegiati rispetto a quelli del privato. E mi ricordo le assemblee che facevamo quella volta nei comuni, nelle province, nelle regioni. Non eravamo accolti benissimo, però si è fatto perché siamo riusciti a metterci in gioco. La politica dei redditi è nata in questo modo, noi ci siamo andati a confrontarci in migliaia di assemblee spiegando che era necessario fare quelle scelte. Quindi io credo che anche da questo punto di vista, colgo l'accenno ai corpi intermedi che ha fatto il professor Treu, credo che anche da questo punto di vista ci sia una sottovalutazione da parte della politica, che assimila un po', come dire, vede nella concertazione non del tutto a torto, solo processi burocratici faticosi. Però da questa parte della barricata, faccio un esempio, se ci fosse la Presidente si arrabbierebbe, ma è la Presidente della Regione, ma lo faccio lo stesso. Noi abbiamo cercato di convincere la Regione a fare accelerare sulla riforma degli enti locali. Abbiamo cercato di accelerare in tutti i modi, ci siamo trovati di fronte a una concertazione che da parte delle amministrazioni si è prolungata per 5 mesi, mentre noi ogni mese cercavamo di stringere i tempi. Allora anch'io credo che bisogna ragionare sul tema concertazione. Non è più quella dei tempi di Ciampi, perché i tempi sono completamente cambiati, quindi è assurdo assumere a modello come quella del 93. Ma una forma che anche definire dialogo sociale, così insomma, non vuol dire niente, una forma di riflessione sul quale potrebbe essere il terreno di un confronto aperto, con pari dignità, veloce e con una chiarezza di responsabilità delle parti, questo penso che possa essere un passaggio che occorra fare. Riprendiamo il filo. Nel luglio del 2011 è intervenuta la Corte Costituzionale con una sentenza cosiddetta additiva sull'articolo 19, riconoscendo sostanzialmente il diritto a costituire le rappresentanze sindacali e aziendali anche ai soggetti che non hanno firmato il contratto ma hanno partecipato alla trattativa. Ha privilegiato una partecipazione fattiva, reale alla trattativa, con argomentazioni anche più plausibili, insomma, in qualche modo condivisibili. Peraltro ci sono anche posizioni apertamente critiche, e mi riferisco in particolare al professor Vallebona, no? Il quale sostanzialmente, io sintetizzo in modo volgare, sostiene che la firma rappresenta sostanzialmente la conflittualità e la forza del sindacato che deve portare alla sottoscrizione, e laddove questa forza manca anche il diritto alla costituzione delle rappresentanze sindacali. Chiude il suo intervento dicendo: questa è la logica della conflittualità, bellezza, un termine assai significativo. Ecco, io mi ricordo quando avevo almeno 30 o di più anni e operavo per le piccole industrie, che effettivamente la conflittualità era un dato reale, effettivamente le organizzazioni sindacali conquistavano i loro diritti o affermavano la loro presenza, e quindi sottoscrivevano proprio in relazione alla forza che avevano alle spalle. Ora, il fatto di non sottoscrivere probabilmente significa che non c'è più quella forza. Comunque, è condivisibile, secondo lei, professor Treu, la posizione espressa da Vallebona, o condivide la posizione della Corte Costituzionale? Allora,
come mai siamo arrivati a questo punto? Non c'è dubbio che io condivido l'opinione appena espressa che questo testo unico del gennaio è un tentativo molto importante, io l'ho anche scritto in vari luoghi, delle grandi confederazioni di tutte e due le parti di darsi delle regole, molto importante. Qual è il problema? Ce ne sono diversi. Primo, che ci sono voluti 15 anni, perché che le regole fossero importanti e che ce ne fosse bisogno è appunto dai tempi almeno di Ciampi, anzi da prima. E Ciampi nel 93 ha fatto un miracolo, mi ricordo anche c'era il nostro grande maestro Gino Giugni. Insomma, le cose che diciamo adesso erano tutte grosso modo scritte nell'accordo del 93, solo che sono passati quasi 20 anni, anzi 20 anni, no? E questo periodo il sistema è andato avanti senza regole, o meglio, di volta in volta, quando c'era l'unità sindacale, insomma, si cercava il contratto nazionale si cercava di farlo in modo unitario, poi si è cominciato a decentrare il contratto, arrivo alla Fiat, si è cominciato a farlo in modo anche lì più o meno con difficoltà, e quindi per un certo periodo io mi ricordo tutti noi, Valle Buona, ma tutti i giuristi dicono ma no, il sistema va bene, le regole sono sufficienti, e se non che quando ha cominciato a litigare, cioè a venire meno l'unità d'azione, l'unità organica chi lo sa, cioè si è cominciato a fare i contratti separati, la crisi ha cominciato a mordere, quindi i contratti decentrati non erano più contratti in aggiunta, perché finché il contratto decentrato dà qualcosa in più, nessuno dice di no. Ma quando invece con la crisi si è cominciato a fare contratti aziendali invece in deroga, no? Anche prima di quel famigerato articolo 8 della legge, perché si faceva, allora a questo punto sono emersi i contratti separati e si è visto che la mancanza di regole era un fatto negativo. In questa situazione è arrivato Marchionne, che è segno dei tempi, no? Lui è un falco, ma insomma anche se non era un falco era una colombella, ma è la stessa cosa, cioè aziende molto esposte alla concorrenza internazionale o comunque insomma protagoniste hanno detto sentite, io tratto con chi voglio e chi non tratta, chi non firma, niente, non è ammesso neanche alla presenza in azienda. Questa è stata. Allora io non do giudizio, se volete li do, ma insomma non è che proprio Marchionne è il mio ideale, però questo dimostra che non si poteva più continuare. Allora la Corte, povera Corte, ha talato, noi siamo arrivati a questo punto perché l'articolo 19 di cui si occupa la Corte è stato un articolo amputato da uno sciagurato referendum organizzato dalla sinistra, la quale si è data la zappa sui piedi, per non dire peggio. Cioè il vecchio statuto diceva una cosa più equilibrata, diceva chi è che ha diritto di agire in azienda, chi è rappresentativo perché aderisce alle confederazioni, perché ci sono certi indici di rappresentatività, A, lettera A, B, comunque chi firma gli accordi. Caduta la lettera A, perché appunto questo referendum geniale si è data la zampa sui piedi, è restata la lettera B, di cui si è occupata la Corte, che evidentemente è pericoloso detta da solo, cioè vuol dire tu sei rappresentativo solo se l'imprenditore ti riconosce e firma con te. È chiaro che se tu sei forte lo puoi costringere a firmare, però insomma, e quindi la Corte in sostanza prima aveva glissato sulla questione, alla fine ha detto no, così non può andare bene, ma invece di dire che ne so l'articolo costituzionale o qualcosa del genere, ci ha messo una pezza e ha detto invece di dire che ha diritto ad agire in azienda chi firma il contratto, siccome non possiamo farlo dipendere dal padrone, leggiamo diversamente la norma e diciamo che ha diritto a firmare chi partecipa alle trattative. Questa è la pezza che ci ha messo. E per ora siamo con quella pezza lì. Adesso ti là se ci piace o no. È una pezza però che non va bene, per cui anch'io penso che bisognerà fare qualche cosa, perché o il vostro contratto
del vostro accordo diventa veramente blindato e universale, ma non lo è perché la Confcommercio non l'ha firmato, perché i piccoli non lo firmano, insomma. No, ma anche se fosse firmato da tutti è pur sempre un contratto privato, perché un'azienda che dicesse io non ci sto, come ha detto Marchionne, ma come tanti altri anche in Germania, dice mica la puoi. Quindi anche se fosse blindato non basta, quindi penso che bisogna fare qualcosa. Perché finisco? Perché non basta la pezza della Corte? Perché si dice allora non è necessario che tu firmi, ma basta che tu partecipi. E che vuol dire partecipi? Che vuol dire? Partecipi nel senso che metti la testa dentro nella stanza delle trattative e poi se ti chiudono la porta hai già partecipato? E se il cattivo padrone per rispondere a questa decisione della Corte non ti fa neanche partecipare? Allora la Corte gli ha glissato e dice ma forse questa attività antisindacale, però non l'ha detto chiaramente. Quindi per farla breve è una pezza che bene intenzionata ma che non dura. Io penso che ci dovrebbe essere un intervento legislativo, il fatto che ci sia un accordo fatto dopo tanti anni fatto bene, insomma, dovrebbe aiutare, però l'aria che tira il Parlamento non è proprio perfetta neanche su questo punto. Quindi se ci sarà una legislazione bisogna vedere cosa dice. Io dico solo quest'ultimo, secondo me sarebbe meglio anche una legge proprio piccola piccola di minima, perché pensare di fare una legge completa sul sindacato, sull'attività sindacale, come c'è in altri paesi, o come pensava il legislatore costituzionale, secondo me non ci arriveremo mai. Però vediamo. C'era tra i famosi 7 punti lì del Twitter di Renzi, però non è nelle cose più all'attualità dell'agenda parlamentare. La posizione della CGIL, la partecipazione al negoziato, secondo voi costituisce un obbligo a questo punto per il datore di lavoro, fine poi dell'esercizio dei diritti della rappresentanza in seno all'azienda, oppure raccogliendo le perplessità del professore, questo obbligo non sussiste e quindi siamo al punto di partenza? Se l'obbligo non sussiste arriviamo alla conflittualità non regolata, perché ci lascia solo questa strada, no? Quindi io penso che col buon senso qualsiasi datore di lavoro non andrà a infilarsi in un conflitto cieco per escludere qualcuno dal tavolo. Voglio sperare che da questo punto di vista ci sia la ragionevolezza che serve. Sì, io concordo tutto quello che ha detto il professore. Vorrei ricordare alcuni punti che per noi sono molto importanti. Intanto vorrei dire che la sentenza della Corte e l'accordo del 10 di gennaio vanno nello stesso senso. Non è, io ho fatto un dibattito con Landini, lui ha la tesi opposta, secondo me invece convergono da questo punto di vista, perché come dire, legano la legittimazione al consenso e non alla pacca sulle spalle che arriva dal Marchionne di turno, che è un principio elementare di democrazia. Quindi questo è uno straordinario passo avanti, che la legittimazione non sia come dire, indotta dal datore di lavoro alle sue condizioni, ma sia legata ai lavoratori che si esprimono poi nelle forme democratiche che noi abbiamo corso in un certo momento un brutto rischio sulla democrazia sui posti di lavoro, no? E quando non c'è la democrazia sui posti di lavoro è la democrazia nel suo complesso che ha qualche sofferenza. Quindi da questo punto di vista credo che sia giusto così e sia anche opportuno. Io sono d'accordo che imbarcarsi in una avventura di disciplina puntuale delle relazioni sindacali sia pericolosissimo, ma stabilire delle regole su rappresentanza, rappresentatività, misurazione dell'una e dell'altra, regolazione del conflitto, su queste cose si potrebbe tranquillamente andare. Io devo dire la verità che non capisco perché non ci si vada, perché possono essere anche antipatici i corpi intermedi, però siccome ci sono e hanno nel nostro caso 12.000 iscritti, è opportuno regolare le dinamiche che li vedono coinvolti. Quindi Renzi, la butto un po' in politica, ma Renzi aveva promesso a Landini
la legge sulla rappresentanza, poi si è dimenticato, speriamo, Giovazzi non c'è, non è tra le priorità, mentre anche secondo me sarebbe un passo fondamentale da fare anche per regolare i rapporti in maniera più lineare, i rapporti tra governo e parti sociali, perché se vogliamo ridefinire la concertazione in forme più agili, più snelle, questo è assolutamente fondamentale, altrimenti abbiamo i tavoli, come ci succede ogni giorno, nel quale troviamo 80 rappresentanti di sindacati di lavoratori, datori di lavoro. Un tavolo con 80 persone è meglio non farlo, è veramente tempo buttato via. Quindi i rapporti tra governo e parti sociali vanno anche regolati sulla base della rappresentanza, se no non diciamo mai più, tutti hanno pari dignità. A me capita in qualche tavolo di concertazione, come una bruttissima definizione, di avere peso della mia opinione, magari non sarei intelligente, ma il peso di un'opinione da 120.000 iscritti, ma nel dibattito altrettanto vale l'opinione di un sindacato di 40 iscritti. Allora, senza voler conculcare la democrazia, ma come dire, legare il rapporto tra le parti sulla rappresentatività è fondamentale, se no non se ne esce. In quel caso sì che la concertazione è un danno, insomma, a parte che io non sono mai stato affezionato al termine in sé. Ecco, sì, è vero che noi abbiamo vissuto su una specie di costituzione materiale per tanti anni, partendo dal presupposto che non avremo mai litigato sulle grandi strategie. Invece questo è avvenuto perché le cose si sono modificate molto velocemente. È vero che siamo stati capaci solo molto in ritardo, in questo caso, ma non lo dico per spirito polemico, in ritardo è più della CISL, che noi abbiamo insistito sulle regole molto di più, nel senso che ci rendevamo conto che il processo che portava agli accordi separati andava a danno dei lavoratori. E quindi era opportuno, come dire, riconoscere che il dissenso era fisiologico e regolarlo, quindi avrebbe sdrammatizzato, come è successo, molto il rapporto tra di noi. Due ultime questioni. Ecco, anch'io mi ricordo il referendum sciagurato. Io quella volta in CGIL presi posizione contro, alcuni di noi invece sostennero che il referendum, alcuni di noi, anche quelli che oggi hanno ricorso alla Corte, dicevano che abrogare il primo comma avrebbe allargato la democrazia. È successo l'esatto contrario, quindi anche nelle nostre discussioni dovremmo essere molto più concreti e meno ideologici, perché poi c'è l'eterogenesi dei fini che spesso confonde le acque. E due ultime cose. Allora, in una società come la nostra la conflittualità va regolata, perché se non regoliamo la conflittualità succedono le cose più strane. Succede che il paese può essere bloccato da 1000 controllori di volo, succede che la maggior forza contrattuale ce l'hanno i sindacati dei bancari, e quindi se non viene regolata la conflittualità senza attentare al diritto di sciopero, ma stando sul crinale tra tutela del cittadino e tutela del lavoratore, questo in una società come la nostra è assolutamente indispensabile. Ultima considerazione sulla contrattazione decentrata o di prossimità, come dice il famigerato articolo 8. Ecco, io questo ragionamento, anche da parte dell'attuale Presidente del Consiglio, ma non solo, di legare il salario alla contrattazione aziendale, non lo capisco, cioè lo capisco da un punto di vista, ma non lo capisco se penso al fatto che il 95% delle aziende italiane sono sotto i 15 e quindi c'è bisogno di un contratto nazionale anche per loro, e non lo capisco alla luce del fatto che si parla tanto di contrattazione aziendale, poi se vai a vedere chi la fa sono il 20% delle aziende. Allora tutti gli altri non mi prendono più un contratto, non hanno aumenti salariali. Quindi sono d'accordo che una parte della contrattazione aziendale sia importante perché crea un legame tra dipendenti e azienda in vista di un obiettivo comune, però non possiamo farne uno strumento onnicomprensivo, proprio perché l'uso della contrattazione aziendale è limitatissimo.
soltanto le grandissime aziende, neanche più le grandi. Figurarsi in tempi di crisi quasi nessuna. Qui in Friuli ce ne sono 4 o 5, sono meritorie che fanno ancora la contrattazione aziendale. Insisto con lei, l'accordo del gennaio 2014, che con una certa enfasi viene qualificato testo unico, prevede che il contratto collettivo nazionale, tralascio tutti i meccanismi, il meccanismo per verificare la rappresentatività, eccetera, prevede che il contratto nazionale venga validato tramite la consultazione dei lavoratori, consultazione certificata. E non si rischia di rimettere l'efficacia di questa contrattazione alla gestione di fatto delle assemblee dei lavoratori? Non costituisce questa forma di validazione un pericolo? Si parla di validazione certificata e non di referendum, perché il referendum è facilissimo farlo nei comuni, negli ospedali, nelle grandi aziende dove abbiamo la presenza contemporanea di tutto il personale. Noi abbiamo settori, penso all'edilizia e al commercio, dove la diffusione sul territorio è capillare, quindi noi non riusciremo mai a organizzare un referendum nell'edilizia, perché dovremmo ricorrere a strumenti surrettizi, cioè chiamare dai cantieri gli operai nelle sedi sindacali non è una cosa possibile, quindi noi dovremmo, come dire, agire questo strumento con molto buon senso, sapendo che il problema della certificazione è un problema che sostanzialmente è affidato alle parti, anche se le parti, come dire, hanno cercato di regolarlo, ma questo compete a noi. Chiaramente è uno strumento imperfetto e tutto da costruire, però per esempio adesso Confcommercio mi pare orientata a entrare nella logica dell'accordo del 10 di gennaio, però mi pare insomma che indichi una strada. La strada è quella che senza il consenso dei lavoratori il sindacato non può decidere, cioè non può decidere sulla pelle dei lavoratori nel momento stesso in cui le sue decisioni valgono per tutte. Ecco, io credo che l'accordo del 10 gennaio abbia questa peculiarità, cioè che riesce a trovare una sintesi tra le due tradizioni, la CISL che dice sindacato degli iscritti, noi che diciamo il sindacato che rappresenta anche i lavoratori. Quella secondo me è una forma molto, molto alta di sintesi e credo che vada riconosciuto senza nessuna polemica nei confronti di altri che hanno altre opinioni, ma che vada riconosciuto ai 3 segretari generali di essere riusciti dove altri, forse anche più illustri predecessori, non ce l'avevano fatto. Quindi adesso io, come dire, l'accordo ci ho partecipato, insomma, quindi mi ci sono anche ovviamente molto appassionato, ma penso che veramente sia una base anche per ricostruire quell'unità di azione che è venuta meno con le dinamiche della crisi. In realtà la crisi, allora questo forse è un passaggio che è stato poco osservato, ma nel momento nel quale la crisi ha, come dire, creato disorientamento nel tessuto democratico italiano, nella politica, nei partiti, parlo del passaggio da Berlusconi a Monti per esempio, il sindacato ha saputo fare una valutazione di buon senso, cioè in questo caos primordiale è bene che chi rappresenta i lavoratori faccia uno sforzo per mettere da parte, come dire, visioni di prospettiva, strategiche eccetera, e cerchi di lavorare sul concreto. Non c'è una crisi aziendale nella quale noi non siamo andati con la stessa opinione, le stesse intenzioni a cercare di risolvere, quindi da questo punto di vista paradossalmente la crisi all'unità sindacale ha fatto del bene. Secondo lei, professore, la validazione tramite consultazione ha delle alternative? Capisco che può costituire forse la sintesi, meglio il compromesso tra il sindacato degli iscritti e il sindacato dei lavoratori, però secondo me però c'è. Allora, anzitutto una premessa, qui il problema che noi siamo senza regole riguarda non solo i lavoratori ma anche i datori di lavoro. Cioè, bisognerebbe che quando si punta sulla democrazia rappresentativa,
che è fondamentale, poi veniamo a qualche altra cosa, si sapesse chi rappresenta chi. E invece noi appunto per anni abbiamo pensato che questo fosse ovvio. Adesso finalmente, dopo molto tempo, i sindacati hanno fatto un grande sforzo, hanno messo insieme questi due. Tenete a mente che è un caso unico nel mondo in cui si sono messi insieme due principi diversi. Benissimo. Sì, ma i padroni chi li conta? Guardate che questo sta diventando un problema peggiore, perché ci sono settori in cui le organizzazioni imprenditoriali sono spampanate, come si dice, non si sa, e per ora non se ne parla. Invece è un problema. Tenete a mente che poi la crisi delle rappresentanze imprenditoriali è altrettanto grave, persino in Germania, dove sono tutti tedeschi molto solidi, più di metà degli imprenditori tedeschi sono usciti dalla Confindustria tedesca, perché non gli dava servizi, dice perché dobbiamo pagare questi qui, non fanno i contratti che ci servono, eccetera, eccetera. E noi, i Marchionne sono meno, ma insomma, quindi questo è un pezzo del discorso che bisognerebbe tenere a mente. Venendo alla parte sindacale, invece, qui si è fatto un delicatissimo equilibrio, sono d'accordo anche perché ci ha messo 20 anni, perché sono idee completamente diverse, quindi tra principio associativo e principio generalista. Benissimo. C'è però, e tra l'altro non è ancora definito perché molto è rinviato alle categorie, no? Il che qualche pessimista dice è l'ennesimo rinvio, perché negli ultimi anni avete fatto 2008, 2009, ma speriamo bene, io faccio il tifo. C'è però l'altro aspetto che c'era nella domanda, la sintesi tra democrazia rappresentativa e democrazia plebiscitaria. Questa è ancora più difficile e nell'accordo è messa lì proprio coi puntini. Devo dire che io sono rimasto sorpreso perché avendo io una lunga vicinanza alla CISL e sapendo come loro erano contrari a mollare il principio associativo e contrari a mollare il principio della rappresentanza della democrazia rappresentativa, l'accordo del gennaio è più di là che di qua, cioè adesso proprio detta in parole povere, o meglio è 50-50 per quanto riguarda la società, ma neanche perché poi sulle RSU, cioè le rappresentanze aziendali, alla fine no, non è 50-50, è 50-50 nella misurazione della rappresentanza generale, che si pesano gli iscritti e i voti, quindi qui è 50, pari e patta. Ma la partita in azienda l'ha vinta il principio generalista, cioè l'organismo rappresentativo non è più la RSA degli iscritti, ma è la RSU solo dei votanti e chi vuole vota. Quindi, quindi proprio il peggio del peggio dal punto di vista di chi sosteneva la tesi che la rappresentanza, perché c'è un'idea filosofica dietro, cioè l'idea che la rappresentanza sindacale non è come la rappresentanza politica, cioè la rappresentanza sindacale è legata non solo al numero ma anche all'identità, mentre nella rappresentanza politica, scusate la digressione, tu ti identifichi nel Parlamento nazionale perché quello è o espatri o ti identifichi e quindi valgono i numeri. E la CIL ha sempre detto, no, qui noi non ci identifichiamo in un ambito definito, la RSU piuttosto che la categoria, e quindi noi non accettiamo. Infatti il principio di maggioranza non era mai stato accettato, è la prima volta che è esplicitamente accettato, e qui io quando parlo con i colleghi stranieri mi guardano come se fossi un marziano, dico ma come il principio di maggioranza è sempre stato accettato, voi non l'avete mai riconosciuto, finalmente è stato riconosciuto, benissimo, però ripeto è stata una scelta che in azienda premia il metodo generalista elettivo, bene, e tra l'altro se ben ricordo il referendum, come hai detto che tu, è usato con molta attenzione anche nell'accordo e quindi se c'è in azienda una maggioranza dell'RSU, fine della trasmissione. Il referendum entra in ballo, a parte che deve essere definito dalle categorie, quando, intanto per le cose extra aziendali e non per quelle aziendali, e quando c'è
un problema, si ritiene che non sia sicuro il consenso del lavoratore, quindi è un uso controllato. Io penso che sia, insomma, che sia una mediazione ragionevole, speriamo che funzioni, perché se lo si usa troppo è chiaro che a questo punto i rappresentanti dicono: ma noi che ci stiamo a fare? Se tutte le volte ci rompete le scatole col referendum e avete ucciso la democrazia rappresentativa. E invece occorre che la democrazia rappresentativa sia rafforzata da una democrazia diretta con grano salis. Speriamo che funzioni, perché evidentemente è delicato, soprattutto perché non lo si fa in un caminetto come così tranquillo, lo si fa in mezzo a una crisi in cui è vero, poi in realtà nessuno dice che il contratto aziendale non serve, perché è vero, perché le aziende che fanno contrattazione aziendale sono poche, però i casi sono due: o voi riuscivate a dire che ci deve essere, c'era una tesi, no? Questa già dai tempi di Ciampi, l'agibilità, come fate a garantirci che nelle aziende ci sia la contrattazione aziendale? E gli imprenditori hanno detto: ma scordatevela, noi la facciamo quando ci conviene, nelle piccole aziende non la si fa. In Germania invece la legge dice che nelle aziende sopra i 5 c'è un delegato per legge che è in grado di fare la contrattazione collettiva. Ma se non è così, è chiaro che la contrattazione aziendale vale solo in una minoranza di aziende, quindi il contratto nazionale è importante, però non era questo il punto di conflitto tra di voi. Era il problema se la contrattazione aziendale poteva essere derogatoria o no, e questo purtroppo è un problema doloroso. Però io finisco dicendo: non ho mai capito, anzi ho capito ma non sono d'accordo, come mai il sindacato, a proposito di legge sulla rappresentanza, non ha pensato di, siccome c'è questa idea diversa tra rappresentanza associativa e rappresentanza elettorale, di fare come fanno in altri paesi quasi tutti, il canale doppio, cioè in azienda c'è una rappresentanza sindacale in senso stretto e c'è una rappresentanza dei lavoratori distinta. Cioè in Francia, in Germania ci sono i sindacati in azienda e i delegati dei lavoratori eletti, con funzioni un po' diverse, anche se spesso combinate. Da noi, il sindacato italiano, tutti e due d'accordo, avete ritenuto che si potesse fare da soli, cioè con un canale unico, cioè in azienda c'è una rappresentanza che fa tutto. A questo punto fa tutto quando c'è, e non c'è sotto i 30, 40, non c'è. Continuando sul contratto collettivo aziendale, famoso articolo 8, contratto di prossimità. Approvata la norma, la Triplice, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e la Confindustria hanno subito convenuto di non dare applicazione a questa possibilità, no? Ricordo paralleli. Ecco, come mai il sindacato, ed in particolare mi pare di capire la CGIL, ritiene di non ricorrere a questo strumento, che è uno strumento notevole? In buona sostanza alle organizzazioni sindacali viene assegnata la funzione propria del legislatore, può fare tutto o quasi di tutto in presenza di determinate condizioni, può derogare alla contrattazione collettiva nazionale, ma questo sostanzialmente era già acquisito, e può derogare anche alle norme di legge. Ovviamente l'unico limite non poteva essere altrimenti la Costituzione e la normativa comunitaria. Ecco, perché non esercitare, laddove questo rappresenti un'opportunità, un'utilità, questo strumento, questa possibilità per risolvere quelle che sono propriamente le crisi delle singole aziende? Cioè, per lo stesso motivo per cui vogliamo una legge sulla rappresentanza, cioè c'è bisogno di uno strumento che tuteli tutti i lavoratori, di una certezza che sia per tutti quanti, e il sindacato non può sostituirsi al legislatore, derogando lui stesso. Si creerebbe un pasticcio incredibile. Secondo me la Corte poi su questo tema avrà
avrà qualcosa da dire, no? Perché sostanzialmente l'articolo 8 consente anche di intervenire sui licenziamenti, di intervenire sulla legge 300. Quindi noi avevamo sottoscritto pochi giorni prima il primo preaccordo unitario, no? Perché l'accordo del 10 di gennaio si chiama testo unico perché mette assieme l'accordo del 28 giugno 2011, dà sistematicità alle cose. Noi pochi giorni prima avevamo fatto il primo accordo unitario, CGIL, lui in Confindustria. Sacconi ha voluto dire, vabbè, voi avete fatto 100, adesso io faccio 101, quindi un segnale anche agli imprenditori, un segnale di scavalcamento delle parti sociali che prudentemente praticamente nessuno ha usato, perché si sarebbe creata una giungla e sulla giungla ci sarebbe stata la spada di Damocle di una norma che a mio giudizio è palesemente incostituzionale, quindi si rischiava, per chi l'avesse applicata, di far afflosciare eventuali accordi come un castello di carta. Quindi da questo punto di vista è prevalso il buonsenso. Oggi Sacconi stesso, insomma, mi è capitato qualche mese fa di fare un dibattito con lui, Sacconi stesso un po' più prudente si rende conto che forse quella volta ha esagerato. Fatto sta che la legge c'è e corriamo sempre il rischio di trovare qualcuno che non dice come noi che la legge è uno strumento di tutela universale e quindi non vogliamo assumerci funzioni legislative, corriamo il rischio che qualcuno invece le assuma. Quindi noi abbiamo chiesto sia a Monti che a Letta che a Renzi di togliere di mezzo questo ingombro che rischia di svuotare pian pianino l'intero sistema di diritto del lavoro, perché se io posso derogare una legge, sia pure no, alla spicciolata, posso minare un po' il campo dove più mi aggrano. Quindi noi non abbiamo nessuna ambizione di sostituirci al legislatore, tantomeno di sostituirci ai giudici, quindi il diritto ad andare in giudizio è un diritto costituzionale, mi pare l'articolo 24 se non mi ricordo male. È giusto che il cittadino sia tutelato e il sindacato faccia il suo mestiere, non il mestiere di altri. Ripropongo una domanda anche al professor Treu, anche se mi pare che questa posizione poi denoti una certa sfiducia in se stesso. Perché necessariamente quando il sindacato va in deroghe a una normativa di legge dovrebbe fare il danno del lavoratore? Sono le situazioni specifiche che potrebbero richiedere una soluzione diversa. Pensiamo alla rigidità del 2103, azioni, qualifiche o quant'altro, no? Pensiamo pure alla possibilità, non so, di cadenzare i licenziamenti con modalità diverse rispetto a quella che prevede la 223. Ecco, siamo proprio sicuri che questa norma, se utilizzata, sarebbe censurata dalla Corte? No, non siamo affatto sicuri, anzi la Corte già se ne è occupata, sia pure di striscio, e non ha infierito. Ma il problema, io lo direi, è almeno in due aspetti. Uno, il sindacato ha sempre ritenuto, non solo quello italiano, ma anche quello di altri paesi, di dire se c'è un problema di prossimità, cioè di decidere regole più vicine alle aziende, lo stabiliamo noi. Si chiama decentramento controllato, cioè è quello che poi è scritto in molti degli accordi interconfederali già nel 93, cioè riconoscendo che ci sono certe questioni che vengono trattate meglio vicino alle aziende o al territorio, ma siamo noi che lo decidiamo, perché siamo noi che interpretiamo l'equilibrio del sistema. Ottima tesi, che però non sempre ha tenuto, e le prime difficoltà sono state quando appunto il livello decentrato non dava più soldi, ma poteva toglierli o poteva fare delle operazioni comunque delicate, difficili in presenza di crisi. Che comunque ci si è arrivati, perché negli ultimi accordi, anche fuori dall'Italia, si dice che i contratti vicini alle aziende oppure trade possono anche derogare, come si dice, in peius, ma siamo sempre noi che lo decidiamo, non la legge. Prima parte del discorso. Quando è entrato l'articolo 8, io me lo ricordo bene perché a quel tempo litigavamo fortemente con il
collega Sacconi, lì c'è stato un passo in più. Uno, che la legge decide la legge, che eventualmente un contratto aziendale può derogare a un contratto nazionale. Quindi è la stessa cosa, ma altro è che, come dire, sono io che decido e altro è che me lo impone l'altro. E vabbè, è questo uno. Quando poi l'articolo 8 ha detto addirittura che gli accordi potevano derogare anche alle leggi, si è complicata la faccenda, perché come spesso capita la questione di misura, no? Lì nell'articolo 8 è scritto in modo tale che potenzialmente, come dicevi anche tu, i contraenti avrebbero potuto cambiare anche le regole fondamentali, salvo certo i principi costituzionali. Il che è un problema, perché per quanto uno sia, come dire, affezionato al sindacato, e non è questione di non fidarsi, è questione che nell'azienda Piccopallo o Brambilla piuttosto che Brusutti, se tu hai 4 delegati che concordano di cambiare l'orario di lavoro piuttosto che l'articolo 13, piuttosto che quello dei controlli sulle private, beh, insomma, è un bel guaio. Anche se lì ha avuto non si dice di solito, anche se la legge, lì, l'articolo 8 ha avuto una strana, insomma, ha detto che quegli accordi lì, in deroga alla legge, valgono se sono fatti a maggioranza. Quindi almeno non può essere l'ultimo sindacatino da solo che lo fa, però allora lì si è usato con prudenza, non è vero che non si sia usato, no? C'è un articolo sulla nostra rivista che è intitolato Si fa ma non si dice, cioè ci sono situazioni di grave crisi in cui insomma anche il sindacato ha dovuto dire piuttosto che licenziamenti, fallimenti eccetera, faccio anche un accordo in deroga alla legge, però sono deroghe tutte molto, io le ho viste molte di quelle che si conoscono, sono cose appunto, per esempio il cambiamento di mansioni, qualche deroga all'orario, la storia dei contratti a progetto che si cambiano, insomma deroghe sì, ma in parte giustificate da situazioni di crisi grave, quindi è stato usato con moderazione giustamente. E adesso mi fa piacere sentire un po' che non sento Sacconi, che anche lui insomma si sta calmando. Però guardate, anche qui il principio in sé si può accettare, perché è dal 1980 che noi giuristi del lavoro conosciamo questo fenomeno, cioè la legge attribuisce al contratto il potere di derogare la stessa legge, solo che dall'80 in poi queste devoluzioni di potere sono state molto centellinate, cioè io legge dico per esempio che tu contratto puoi cambiare le causali, guarda un po', no? Del contratto a termine, oppure insomma altre cose, cioè deleghe dalla legge al contratto con la possibilità di derogare, ma su cose molto precise, e quindi si chiamava flessibilità contrattata. E altro è l'articolo 8 che dice, cari sindacati, potete fare quasi tutto quello che volete. Questo effettivamente è eccessivo e è stato usato poco, giustamente. Insisto, si fa ma non si dice, ed è la realtà. Nella mia attività verifico. L'articolo 36 prevede la cosiddetta retribuzione costituzionale. Il parametro è la contrattazione nazionale. Con questi contratti di prossimità, sottoscritti non solo dalle rappresentanze sindacali, ma anche dalle organizzazioni sindacali, se si ridefinisce temporaneamente la retribuzione al di sotto dei minimi della contrattazione collettiva, comunque andrebbe in violazione del precetto costituzionale considerato... Questa roba da avvocati, No. Se volete vi intrattengo, vi faccio 30 pagine. No, non è così semplice, perché punto primo, io conosco, se lo conoscete un caso, non conosco casi in cui la contrattazione aziendale sia andata sotto i minimi nazionali.
anche nelle cose più difficili di crisi che io sappia, hanno sospeso gli aumenti, hanno tolto i premi, hanno abolito gli scatti, già abolito gli scatti è una cosa audacissima. Insomma, non mi pare. Quindi il problema, a meno che voi non lo conosciate, ma guardate che questo può succedere, i tedeschi nel periodo di crisi hanno fatto anche questo. Poi la giurisprudenza del 36, no, la giurisprudenza del 36 noi l'abbiamo studiata anche da anni, non è proprio così pulita, non è che dice che quello che sta scritto nei contratti collettivi è oro colato e non dice neanche quale dei livelli, perché la struttura retributiva è piuttosto complicata. Quali sono i livelli contrattuali che sono garantiti da 36? I giudici non la pensano sempre nello stesso modo. Qualcuno dice i minimi più la contingenza più gli scatti, per esempio. Qualcun altro dice no, gli scatti lasciamoli perdere. Oppure ma poveretti, bisogna tener conto delle condizioni territoriali. Negli ultimi tempi c'è una tendenza dei giudici che nelle aree del mezzogiorno ammettono anche ribassi, cioè insomma una valutazione molto, siccome la Costituzione dice retribuzione sufficiente, l'indicatore del contratto collettivo non è così stretto, quindi non esageriamo con la contrattazione, con questo articolo 36, tanto è vero che così finisco, ma sarei curioso di sentire l'opinione, che sarebbe bene che anche l'Italia, come ormai hanno fatto tutti i paesi, compreso la Germania, stabilisse un salario minimo, no? Questo è uno dei programmi che c'è anche nel governo attuale, cioè in sostanza di dire l'articolo 36 non è che lo affidiamo all'opinione di un giudice che si rifà più o meno a un contratto come lui pensa che sia giusto. La legge dice, discutendo come volete, che c'è un livello salariale sotto il quale chi lavora non può andare perché un lavoro merita una retribuzione decorosa, come dice l'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Se siete così avete un salario minimo stabilito per legge e quindi anche tutti siamo più tranquilli, anche i giudici non sono chiamati a fare. Io mi auguro che questa legge venga approvata, c'è nel programma di Renzi. La Germania, che era l'ultimo grande paese, insomma, uno dei pochi grandi paesi come noi che non lo voleva perché diceva che era sufficiente contrattare, si è accorta che siccome i contratti collettivi non coprono una fascia sempre più purtroppo ampia di quelli che si chiamano working poor, cioè lavoratori poveri, e anche la Germania ha detto benissimo, facciamo la legge da fine di quest'anno, adesso insomma, ci sarà un salario minimo che lì tra l'altro hanno messo a 8,50 € l'ora e certo noi non potremmo permetterci. Gli organizzatori mi dicevano che potevamo forse fermarci verso le 17:30, quindi io proporrei un'ultima domanda e andando anche in parte fuori tema. Articolo 18. Legge Fornero. La complessità dell'articolo 18 conosciamo, ovviamente se volete spendere 2 parole per rappresentarla. Oltre poi all'articolo 18 abbiamo il processo cosiddetto Fornero, ma su questo stendo un velo, come si dice, pietoso, insomma, 4 gradi di giudizio, tempi assolutamente ingestibili. Quello che io auguro ai datori di lavoro è sempre quello di non vincere la causa in primo grado, perché altrimenti i rischi sono insostenibili. Tornando all'articolo 18, è forse opportuno ripensarlo con una soluzione anche qui molto semplice. E io mi riferisco ancora una volta a un ultimo scritto del professor Vallebona, il quale dice, vabbè, perché semplicemente non si stabilisce che si applica oltre a una soglia numerica superiore ai 15 che lui indica in 60 lavoratori? Rimarrebbe fuori sostanzialmente una grandissima parte della nostra realtà imprenditoriale. Ecco, potrebbe essere una soluzione per rendere anche gestibile questo articolo 18, anche se a onor del vero devo dire che nella mia esperienza poco è cambiato. Nel momento in cui
il giudice mi dice che il fatto comprende anche la gravità del comportamento, nel momento in cui il giudice mi dice che il contratto collettivo ai fini del catalogo delle sanzioni viene applicato anche in via analogica e via di seguito, voglio dire, sostanzialmente in sé viene svuotata e la sanzione prettamente economica, 12-24 mensilità, non trova quasi più applicazione. Ecco, non è forse è meglio recuperare il vecchio testo e prevedere una diversa soglia di applicazione del 18 e aggiungo il processo Fornero, abrogarlo, chiuderlo, basta. Non sarebbe una soluzione anche questa? Avevamo, anche queste questioni di avvocati, il 700, bastava un piccolo ritocco con riferimento al processo che riguarda i licenziamenti per renderlo comunque applicabile in ogni caso. Io non sono un giurista, al massimo laureato in lettere, quindi ho una patente di buon senso forse. No, volevo prima però cogliere una sollecitazione di Treu che diceva, poneva il problema del salario minimo. Ora in questo paese si fa una grande confusione tra salario minimo, reddito di cittadinanza, reddito minimo. Ne abbiamo un esempio nella discussione che in questi giorni c'è sui giornali in regione. Il salario minimo non ce l'abbiamo noi e la Grecia, mi pare, siamo rimasti in due. Questo di per sé un problema ce lo pone. Noi abbiamo sempre detto che il salario minimo significa insomma, che tu impoverisci la contrattazione, quindi non va fatto. Io sono per cominciare a ragionarci, insomma, non assumerei impostazioni ideologiche rispetto all'idea di Renzi, ma se ne deve discutere, poi possiamo decidere quello che si crede, ma se ne deve discutere. Ci sarà un motivo se siamo rimasti in due a non... Il problema del salario minimo è che ondeggia terribilmente dagli 8 euro della Germania all'1,5 € della Romania, adesso non mi ricordo, questo è il problema vero, no? Quindi va collocato dentro il contesto più ampio del lavoro dentro la comunità europea, non è un discorso troppo complicato. Ma sull'articolo 18 meno ci si mette le mani, meglio è secondo me. Abbiamo fatto quasi tutti i danni, poi di fatto tu mi confermi che non è cambiato quasi nulla nella giurisprudenza, cioè decide il giudice, insomma, ecco, non è che sia cambiato da questo punto di vista, però rimetterci le mani scatena battaglie ideologiche di qua, di là, che vanno molto al di sopra di quelli che sono gli effettivi contenuti dell'articolo 18, quindi io lo lascerei proprio, anche perché man mano che la crisi avanza e che si precarizza il mercato del lavoro, l'articolo 18 riguarda sempre un minor numero di lavoratori. Ai giovani l'articolo 18 purtroppo non gli dice assolutamente niente. Quindi io comincerei da un'altra prospettiva. Io ero molto, qualche volta avevo posizioni eterodosse in CGIL, mi è sempre molto affascinato il discorso del cosiddetto contratto unico a tutele crescenti, perché lavorando su quel modello si sarebbe potuto depotenziare la mina dell'articolo 18, per cui l'articolo 18 rischiamo che valga solo, diciamo, per quelli della nostra generazione e non valga per nessun altro. Quindi ha un campo di copertura piuttosto limitato, bisogna pensare ai giovani. Allora il fatto di cercare un equilibrio tra diritti e autotutela del datore di lavoro che dice vabbè devo sperimentare però il lavoratore era un discorso interessante. Poi Renzi però ha fatto altro, io questo veramente non l'ho capito, perché se si rende il contratto a tempo determinato come modalità ordinaria di accesso, perché di fatto così è, di accesso al mercato del lavoro, e questo discorso non funziona più e quindi si aumenta in maniera esponenziale la precarietà. Allora lì bisogna vedere se prendendo in mano la legge delega noi riusciamo a comporre un modello che secondo me appunto va cambiato il punto di vista, bisogna cominciare da lì, perché se noi cominciamo dall'articolo 18 penso che combiniamo altri pasticci, perché quello che è successo col governo Monti, insomma, è successo
pasticcio colossale, ci si è messi a discutere sulle virgole, anche le virgole sono importantissime come noto. Quindi io proprio lo lascerei stare e comincerei invece a ragionare su come ampliare gradualmente le tutele per i giovani che entrano nel mercato del lavoro consentendo un lavoro stabile. Allora qui Renzi deve chiarire, o la strada è questa, allora tanto vale percorrerla subito, oppure la strada non è questa e allora però non è diversa da quella del governo Monti. In quanto alla Fornero io abrogherei tutto quanto, compresa la legge sulle pensioni, perché ci sta producendo dei disastri a noi e alle aziende. Faccio un esempio banale, perché come dire, non da paziente per fortuna, ma in ospedale io ho visto infermiere, donne sui 65, che quando ti fanno una endovena non sono più precise come quando avevano 35 o 40 anni, e questo è un problema grosso. Allora, la logica di Monti della Fornero è stata una logica puramente contabile, serviva a far cassa, si è fatto cassa, ma non si è riusciti a avere quello che Padova Schioppa diceva il pensiero lungo, no? Non diceva proprio così, non mi viene in mente il nome, ma non si è riusciti a capire che un'operazione fatta solo sulla cassa rischiava di produrre nel medio e nel lungo periodo effetti dirompenti. Adesso ci siamo arrivati, perché sono le aziende stesse in difficoltà quando gli tocca tenere le persone fino a 67 anni, soprattutto quelle aziende dove la componente manuale del lavoro è ancora una componente significativa. Professore, abrogare la legge Fornero per quanto concerne le pensioni e lasciare il 18? Allora, questa delle pensioni è stata una legge che è stata molto criticata. Io ricordo quando parlavamo nel dibattito parlamentare, dicevamo è giusto alzare l'età pensionabile perché viviamo più a lungo, per fortuna, speriamo bene, ma è sbagliato fare un salto così immediato e rigido, perché qui è possibile che siamo tutti flessibili tranne le regole sulla pensione, cioè come noi avevamo fatto nel 95 e anche dopo si era cercato, immaginiamo un innalzamento graduale e con margini di adattamento. Adesso ancora se ne parla, cioè, per esempio da 62 a 70, una fascia in cui si può decidere di andare in pensione o prima o dopo, tenendo conto dello stato della persona, del tipo di lavoro, eccetera. Naturalmente col metodo contributivo, che ormai è a pieno, quasi a pieno regime, se tu vai a 62 ti prendi meno perché hai contribuito meno e vivi di più e te la godi per più, perché bisogna sempre pensare quanto prendi, non al mese, ma quando prendi per tutto il resto della tua aspettativa di vita. E se invece vai dopo perché stai bene, perché se ti diverti a lavorare per tua fortuna, eccetera, prenderai di più. Questa è un'idea che avevamo sostenuto allora, è stata sbagliata questa legge. Adesso mi risulta che si sta facendo qualche tentativo di ammorbidirla. Tornare indietro completamente sarà difficile perché costa, nel senso che quei risparmi sono stati incamerati e quindi... Però, per esempio, avete sentito per il pubblico impiego già lo si sta proponendo, non tanto, ma magari 3 anni prima, insomma fare una finestrina, un soffietto un po' più che tenga conto delle differenze, e mi risulta che si sta facendo qualche conto anche per i privati. Quindi speriamo che lì qualche aggiustamento di buon senso si faccia. Per quanto riguarda l'articolo 18 invece io tra l'altro non ho la stessa percezione che ho sentito qui, cioè da quello che so io l'articolo 18, per quanto c'è scritto male, incasinato eccetera, ha portato a moltiplicare, aumentare il numero di chiusure negoziate, cioè si finisce a soldi, perché l'innovazione più chiara dell'articolo 18, al di là di come è scritto male eccetera, è che comunque tu i soldi che prendi sono tra un minimo e un massimo. Questa è la cosa per cui è più importante, perché una volta con la reintegra e con la reintegra fino a quando non veniva esercitata uno poteva avere un risarcimento che soprattutto se ritardava la sentenza alla fine anche di anni,
Quindi il fatto di aver detto, guardate, comunque alla fine, anche se è torto, minimo e massimo, mi risulta da colleghi e da quello che vedo, ma insomma, non so se qui in Friuli sia diverso, che c'è un forte incentivo a chiudere a soldi, che è una cosa, come dire, di banale buonsenso. Se è così, secondo me c'è un motivo in più per non toccarlo, perché il motivo fondamentale per cui non si toccherà, non credo che si toccherà, l'ha detto persino Renzi, che non è certo un timido, no? Di solito è anche troppo, ma insomma per carità non mettiamo le mani in quel vespaio, quindi non credo che se ne farà niente. Sì, lo so che qualcuno dice alziamo a 50, 60, no, vedete, lì il guaio è che io a suo tempo nel 2001 avevo presentato insieme con colleghi autorevoli un disegno di legge che diceva, come in altri paesi, semplicemente, se il licenziamento è ingiustificato bisogna fare qualcosa. Non è detto che sia la reintegra automatica, che questa era una singolarità italiana, dipende, può essere la reintegra se le cose sono proprio fatte malissimo, oppure può essere i soldi, lo decide il giudice, cosa proprio pulita, 2 righe. Solo che non è andata avanti perché primo c'era l'ideologia di chi diceva che se il licenziamento è ingiusto l'unica possibile sanzione è rimettere dentro la persona, che è un principio di logica un po' astratta, insomma. E poi, quindi questo era un motivo, e poi un altro motivo purtroppo, che non ci si fida dei giudici. Io mi ricordo benissimo che quando abbiamo discusso questo provvedimento mi sono sentito dire sia dai sindacati che dagli imprenditori, questa roba può funzionare in Germania per esempio, e quindi perché sappiamo che i giudici guarderanno il caso, decideranno cosa merita. Infatti in Germania la reintegra è molto, pur essendo prevista per legge, è molto rara. In Italia figuratevi quei giudici comunisti oppure non so quel che volete, non ci si fida, e quindi la cosa è finita lì. Secondo me non ci torneremo. Per quanto riguarda il processo, ma guarda, anche qui il processo è strano, l'idea era giusta, no? Velocizziamo il processo in caso di licenziamento. Molti di voi avvocati, anche io avvocato, dicono no, perché è un tale pasticcio che è meglio abrogarlo. Però io ho anche sentito tanti altri avvocati, soprattutto in certi sedi, che dicono beh, però tutto sommato è riuscito a velocizzare qualcosa. Quindi vediamo, c'è chi dice che appunto che va abrogato, c'è chi dice che va aggiustato. Tenete a mente che i tentativi di velocizzare i processi risalgono a tanti anni fa, sia i processi civili, che purtroppo sono, come sapete, un guaio, ma anche i processi del lavoro. Io ricordo che ci sono state 2 commissioni fatte da autorevoli giuristi, avvocati, eccetera, che hanno fatto tentativi di modificare per velocizzare il processo. Una volta quando ero ministro io, una volta quando ero ministro Damiano. Erano dei tentativi forse un pochettino più curati di quello della Fornero. Vediamo. Però mettetevi d'accordo tra di voi, cioè voglio dire, gli operatori del diritto si mettessero d'accordo nel dire è proprio una roba così malmessa che va abrogata o si può correggerla? Vediamo. Bene, avremmo terminato, no? Mi fa segno di sì il professore. Io ringrazio il professor Treu, ringrazio il dottor Desi e ricordo che il festival continua in piazza Vittorio Emanuele, no? Ci sono alternative alla rappresentanza politica come Le Grette, Barberis e Ignazio. Buona continuazione.